Un comando di albanesi, l'autista del cantante americano Mario Barrett e il palcoscenico di Via Faenza che torna a tingersi di rosso. Già, proprio di quel rosso sangue che vediamo immortalato in questa foto, scattata poco prima che un freddo getto d'acqua ne cancellasse per sempre le tracce. Siamo all'angolo tra via Sant'Antonino e via Faenza e la signora ci sta indicando il punto dove praticamente è accaduto il fatto. Lì era fermo il furgone che è stato assalito dagli albanesi. Signora, ma cosa è accaduto questa notte? Una rissa fra albanesi e butta fuori di Maracanã. Nel mio albergo, anzi sono andate via le persone stamattina presto. Quindi hanno abbandonato? Stiamo andando alla rovina, che il lavoro non c'è. Quella volta che c'è, vanno pure via. Sui portali delle agenzie grosse potete vedere che via Faenza è nominata un quartiere brutto di extracomunità. Rissa è venuta tra l'incrocio di là e di qua. Quindi l'incrocio di via Sant'Antonino e via Faenza. La causa proprio grossa, i butta fuori di Maracanã sono soccorso a liberare quelle che stavano ammazzando dentro il furgone. Ah, quindi praticamente è arrivato un furgone con all'interno del personale del Maracanã. Quando quelli del Maracanã si sono accorti che questo furgone veniva assalito da altre persone, quindi sono accorsi i buttafuori del Maracanã a proteggere la persona che era uno di loro. A fare tutti gli impronti, hanno pitturato, la scientifica ha pitturato anche il furgone con i loro prodotti. Sì, per trovare le impronte. Per trovare le impronte. Tanti gridi, tanto rumore che sfondavano il camion per assaltare. Quindi lui si era chiuso dentro in pratica al furgone? L'hanno bloccato praticamente. Cioè hanno bloccato, lui e hanno rotto i vetri. Ecco, quindi si era bloccato dentro al furgone, hanno rotto i vetri, hanno aperto la portiera. Con i pugni hanno ammaccato, sfondato la lamiera del... Se vai in Svizzera, se si va in Germania, in Olanda, tutto, non succede questo. E loro fa parte tutto del regolamento del comune. Appena sentito questa cosa praticamente le ha abbandonato la stanza in questo modo. È andato via della paura che ha subito di questa notte. Pazzesco. Sono spaventate, hanno detto che era un posto da non poter più fare la loro vacanza. Qui per chi c'era praticamente in questa stanza? Un professore dell'università. E anche lui si è alzato e scappato, ha abbandonato l'albergo proprio così, incredibile. Cioè, questo è inammissibile, in un paese civile è inammissibile una cosa del genere. Non si vive più, ancora non si è visto nessuno. Quindi voi avete preparato stamattina alle 8 a tutte le testate giornalistiche. E in pratica nessuno è venuto qui. Sono alle 11, nemmeno ancora quelli del comune, nessuno si è fatto presentare. Allora, ci può spiegare quello che è accaduto questa notte? Un buttafuori è stato accoltellato da 10 albanesi, l'hanno circondato e ora il motivo perché l'abbiano fatto, per vendetta o per che cosa no. Si è salvato per la rotta della cuffia perché è arrivata... Quindi questa persona è ancora viva? Ma io me lo auguro. Hai sentito l'assessore Cioni per questa faccenda? Sì, noi abbiamo bisogno di parlare, per parlare della sicurezza della strada, che è inutile avere la strada rifatta se le regole non vengano mai fatte rispettare, che i vigili comincino a rifare i vigili e tutto rientra nelle regole, perché in via Faenza non si vede mai nessuno, di vigili poi mai. Ecco, ma l'altra volta per esempio è stata fatta una manifestazione e la De Zordo ha accusato i cittadini di San Lorenzo di essere xenofobi. Bene,
viva la Dezzordo. Io la invito a vivere qua, abitare qua, e poi per ideologia si può dire tutto, ma la realtà è quello che vive nella propria pelle la gente di Via Faenza è un altro. Le regole non vengono rispettate da nessuno, italiani e noi. Allora le facciamo noi le regole. Quindi né i vigili urbani... No, quelli poi è una fiaba. E chi l'ha mai visti? E come? Il 9 di agosto hanno tirato fuori questa storia di tolleranza zero. Questa è la terza volta. Quindi questa storia di tolleranza zero sta funzionando oppure è soltanto un bluff? Da noi non funziona perché non è stata mai rispettata. Si può governare, ascolta, non si può governare una città per ideologia, bisogna governare una città per il bisogno della città, perché ora ci ha stancato tutti i tipi di ideologia, perché qui ci siamo, ci abitiamo, ci lavoriamo, destra, sinistra e centro, e siamo tutti nella stessa barca di merda. La politica non c'entra niente perché non viene mai. Quando mai abbiamo visto un politico? L'unico che abbiamo visto scendere giù è stato il Cioni. Benissimo, il Cioni è assessore alla sicurezza. Sì. Cosa ha fatto per Via Faenza? Perché il fatto di venire qui... ma ci sono anche quelli che sono interessati a fare l'opposizione che dovrebbero venire. Alcune persone ci invitano a riprendere le macchie di sangue lasciate sulle pareti dalla vittima, ma una signora ci dice: cos'è che mi diceva la signora? Signora, ma ora sono lavate la storia. Dove sta il sangue? Più avanti, vai. Noi abbiamo dato semplicemente il soccorso necessario, abbiamo fatto quello che potevamo fare e basta. Sì, c'era questo l'artista e presentava due canzoni, visto noi la nostra serata di mercoledì è una serata famosa, poi è successo questa cosa all'esterno, io so che si sta parlando di albanesi. Accompagnato dal questore dottor Tagliente e dal vice dottor Sbenaglia, dopo 4 ore di lunga attesa, arriva anche quello che a Firenze viene simpaticamente chiamato lo sceriffo Cioni, le cui dichiarazioni lasciamo al vostro buon cuore, mentre da parte nostra non possiamo che apprezzare l'intervento del questore dottor Tagliente, che con grande responsabilità ci fa presente l'impegno della polizia nella difesa del territorio. Sicuramente la strada, questa è una strada dove ci si sono persi, una delegazione di giapponesi non è stata più ritrovata, ovviamente è ancora una volta. Ora è un salotto, il 15 di novembre deve stare un salotto. Ma se non si sa rispettare le regole? Rispettare le regole, guarda, qui c'è il questore, ci sono anche i bambini. Su quello che è successo stanotte sta lavorando la squadra mobile, la polizia amministrativa e l'UPG, l'ufficio del dottor Sbenaglia che hanno fatto l'intervento questa notte. Ma devo dire che questa strada è all'attenzione della questura perché proprio ieri sera fino alle 11:30 mezzanotte è stato fatto un servizio di controllo straordinario del territorio e hanno accompagnato l'ufficio immigrazione 5 persone che si trovavano illegalmente nella zona e quindi sono in corso le procedure per l'eventuale espulsione, sono 2 rumeni e 3 magrebini, quindi la via è all'attenzione, vengono fatti i servizi continui, tuttavia questa notte si è verificato questo episodio che stiamo valutando sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista dell'investigazione. Sinceramente noi facciamo quello che possiamo fare. Non ho niente da dichiarare perché la cosa è successa fuori, per cui, anzi per noi siamo avamposto per questa strada, credo che i cittadini ce ne diano anche un minimo di atto e di merito perché no, era una persona che ha accompagnato un artista che ieri sera si è esibito semplicemente per un quarto d'ora nel nostro locale. Da chi stava creduto? Non lo so. Comunque spesse volte che succede, spesse volte che succede in questa via. Noi dobbiamo lavorare anche, appunto, ma a me mi è andata via la gente della Berga, a Renzi è andata via anche la gente della Berga. Ma chi ha dato questi permessi e licenze in un centro storico discoteca? Veniamo al dunque, chi è stato questo signore? Ho fatto un lavoro politico. Ma la norma di legge è giusta, ma bisogna organizzarsi sicuramente. Noi assessori
spero credo che facciamo il possibile di quello che possiamo fare. Oggi si è fatta una discussione e si è detto se un ambiente di questo tipo assumesse anche una guardia civile. Grazie Assessore. Ma ancora non ha capito che in via Faenza è la terra di nessuno, ognuno fa come vuole.